uno dei più grandi gruppi storici del rock internazionale, si esibirà tra poco in uno stupendo e incantevole scenario, questo che vedete, quello del Bacino di San Marco. Teresa Marchesi. Ecco, sì, sono collegata, sarà quasi certamente il più grande concerto del secolo. La Venezia, che pure è avvezza a far fronte all'oltraggio delle maree e delle alghe, sta traballando sotto l'effetto Pink Floyd. Siamo qui sperduti tra una folla gigantesca, queste che vedete sono in diretta le immagini di San Marco, che è in attesa dello spettacolo che si terrà sul mega palco, 10 tonnellate di attrezzatura galleggianti, che si illuminerà per la diretta di Rai 1 tra poco più di 2 ore. L'evento è di quelli sicuramente memorabili. Pink Floyd, ex studenti di architettura diventati costruttori di cattedrali sonore che evocano l'inconscio e l'immaginario, hanno investito più di 2 miliardi per erigere proprio qui, nello scenario prodigioso del Bacino di San Marco, il più colossale e il più effimero arco di trionfo alla propria carriera mai usato da un gruppo rock. Adesso vediamo la folla che si è caricata sulle barche fin da questa mattina per arrivare il più vicino possibile al palco. Con 100 milioni di dischi venduti in 20 anni, i Pink Floyd hanno voluto legare il proprio nome a una cerimonia, perché proprio di un grande rito elettronico, sonoro e visivo si tratta, che attraverso la Rai e le distributrici Sagis e Granada sarà seguita in TV da 23 paesi e per la prima volta vedrà collegati in diretta l'Europa dell'Est, Unione Sovietica in testa, e quella dell'Ovest. Ma il concerto gratuito regalato a Venezia per la sua festa del Redentore ha travolto i veneziani. In queste ore Venezia è una città assediata, il ponte stradale è chiuso dalle 10:45 di stamani, ma gli arrivi sono stimati in circa 150.000 persone contro le 90.000 di tolleranza massima. Piazza San Marco da stamattina è pavimentata di corpi, il sole rovente e uno sciopero dei traghetti hanno dato il colpo di grazia. Ormai del rischio monumenti non si parla più, è surclassato dai problemi di sicurezza. I veneziani subiscono invasione e concerto come un attentato alla loro festa del Redentore, il ringraziamento popolare per la fine della grande peste, gelosamente custodito nel copione e immutabile da oltre 4 secoli. Sulle saracinesche chiuse di molti negozi oggi si leggeva un cartello: chiuso per lutto, è morto il Redentore. Speriamo che non sia così. A te la linea.